Tra qualche mese le palazzine di Vianelli nel quartiere Stanga di Padova non ci saranno più. Parola dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi. L'area sarà del tutto bonificata e al posto dei palazzi abbandonati sarà realizzata la nuova questura. Un evento che si aspettava da anni e che al più presto vedrà il quartiere rinascere dalle macerie lasciate in Vianelli, storica strada dello spaccio di droghe e attività illecite. Ci sono voluti molti anni prima di dare il placet definitivo, ma sembra questa volta, dopo gli ultimi espropri, che sia la volta buona. Acquisiti 190 appartamenti che ancora mancavano, adesso si dovrà provvedere alla cantierizzazione dell'intera area. Dovrebbero partire, secondo l'assessore Michalizzi, subito dopo la pausa estiva. I lavori dovrebbero durare all'incirca 2 mesi, incluso lo smaltimento delle macerie. Dal 2008 che la situazione è questa, ma finalmente oggi siamo a un punto di svolta, quindi a ottobre le ruspe, qui tutto andrà giù, consegneremo tutto al demanio dello Stato che ci darà indietro la Prandina, l'area della Prandina, e anche lì una grande operazione di riqualificazione per la città, questa volta nel centro storico, tutto in un unico provvedimento. I problemi potrebbero sorgere con l'abbattimento delle palazzine. Tutto intorno è un centro abitato e quindi il comune dovrà preoccuparsi degli edifici sorti accanto Vianelli. Per l'assessore si userà l'acqua per abbassare la quantità di polvere, ma basterà? E inoltre nei palazzi c'è il rischio di trovare l'amianto. Come si procederà a quel punto? L'abbattimento delle palazzine di Vianelli nel quartiere Stanga avverrà alla fine dell'anno, ma noi ci domandiamo: quando saranno abbattute, come avverrà, quale sarà il procedimento e soprattutto per le abitazioni che sono attorno al quartiere, alle palazzine di Vianelli, cosa accadrà? E soprattutto ci domandiamo, ma qui in queste palazzine c'è amianto? E quali saranno gli accorgimenti che l'amministrazione comunale di Padova prenderà?